Benvenuti all'edizione odierna del nostro audiogiornale. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.393, con un incremento di 44 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 489, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma con ancora negatività al tampone, sono 337. Sono 6 decessi in più rispetto alla comunicazione della giornata di ieri, che portano a 185 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute e protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. La provincia più colpita è quella di Trieste con 872 casi, seguita da Udine con 865, da Pordenone con 529 e Gorizia con 121, ai quali si aggiungono 6 persone non residenti in regione. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste con 99 è il territorio più colpito, seguono Udine con 52, Pordenone con 31 e Gorizia con 3 decessi. Sono 28 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 172 e le persone in isolamento domiciliare sono 1182. Un'inchiesta giudiziaria è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Trieste sulla gestione della casa di riposo La Primula nel corso dell'emergenza da Covid-19. Secondo quanto si è appreso, la magistratura triestina, guidata dal procuratore Carlo Mastelloni, indagherebbe per il reato di procurata epidemia. Il fascicolo sarebbe stato aperto nei confronti di ignoti e sarebbe conseguente alla presentazione di un esposto. All'interno della struttura si è diffuso il contagio tra gli ospiti anziani, dei quali molti oggi risulterebbero positivi. Giovedì è cominciato il trasferimento di alcuni di loro in altre strutture. Si tratterebbe della seconda inchiesta avviata nei confronti della Primula. La precedente però è relativa ad aspetti della gestione amministrativa della casa di riposo. Restando in tema, rispetto all'ultima notizia che vi abbiamo dato, anche gli ultimi ospiti della struttura triestina, che inizialmente accoglieva 39 persone risultate positive al Covid-19, sono state trasferite all'ospedale maggiore di Trieste, alla casa di cura Salus e al sanatorio triestino, dove stanno ricevendo tutte le cure necessarie. Lo ha confermato in un comunicato stampa il vice governatore della regione Riccardo Riccardi, il quale ha anche confermato che l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha disposto la sanificazione degli spazi comuni dello stabile, nel quale si trova la casa di riposo ora chiusa. Sono state 4.530 le persone controllate nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Di queste 198 sono state sanzionate in osservanza. Una persona invece è stata denunciata perché trovata fuori casa nonostante fosse positiva al Covid-19 e quanto emerge dai dati diffusi nella giornata odierna dalla prefettura di Trieste. Durante i controlli 8 persone sono state denunciate per falso, 11 per altri reati. Le forze dell'ordine hanno svolto verifiche anche in 1.845 esercizi commerciali della regione, elevando 2 sanzioni e chiudendo provvisoriamente un'attività. In merito al Covid-19 interviene anche il cluster Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia. Si riparte dal legno, è un primo passo verso il riavvio del comparto, che però non vede ancora compresi l'arredo e le costruzioni, 2 pilastri fondamentali dell'economia regionale. Il segnale è comunque almeno in parte positivo, come afferma il direttore del cluster Carlo Piemonte. Con il riconoscimento della Teco 16 relativo alla fabbricazione di prodotti in legno, a cui fanno capo quasi 1 migliaio di aziende del Friuli Venezia Giulia, si rimette almeno in moto l'economia del legno e che possiamo rafforzare grazie ad un'opera sinergica intrapresa negli ultimi anni con gli assessorati regionali alle attività produttive forestali. Un'industria che porta occupazione in varie aree della regione, in particolare la zona montana. Chiaramente le sfide sono ancora innumerevoli. In primis la richiesta dai mercati nazionali e internazionali,
ma almeno il settore legno può ripartire. Costante il dialogo con la Regione, con cui il cluster lavorerà ancora con più intensità per il reperimento dei materiali per le piccole e medie imprese. Le piccole aziende fanno difficoltà a dotarsene e quindi avranno tutto sostegno concreto dal cluster e di ICIDE, la società del gruppo che porta avanti il progetto di reperimento delle mascherine protettive per l'impresa. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro videogiornale, grazie come sempre per l'ascolto e alla prossima.